Noi avevamo segnalato che la partita era molto delicata, quindi ci voleva concentrazione. Oggi io sono contento perché in campo ho visto concentrazione, la squadra ha avuto un approccio alla partita importante. Quando approcci così sicuramente qualsiasi tipo di avversario ha l'opportunità di dover combattere, quindi noi all'inizio abbiamo avuto il merito di fare questo. La vittoria è stata larga, ma non era così scontata che lo fosse. In questo momento qua noi siamo in recupero di tante situazioni e quindi di conseguenza io voglio elogiare la squadra per l'atteggiamento ad essere concentrati. Era magari anche possibile perderlo nella profondità della partita, in quanto magari nei primi 2 quarti avevamo fatto tanto bene, ma la squadra ha dimostrato comunque fino alla fine di darmi l'opportunità di fare rotazione. Abbiamo ruotato tutti i giocatori che potevano scendere nel campo, hanno performato, per cui bene, una bella giornata, abbiamo fatto 2 punti importanti. Questo non è un campo scontato per nessuno. Guardiamo avanti perché continuano a correrci dietro bene Bolzano, Montebelluna, tutti quelli che corrono dietro lo stanno facendo bene, quindi questa è una vittoria per noi che vale molto e adesso pensiamo già a San Donà. Non mi sorprende, siccome una squadra che è retrocessa l'anno scorso da una categoria superiore si è vista questa differenza. Comunque il CUS è un progetto che è nato da pochi anni, c'è stato un salto di 2 livelli consecutivi, adesso si ha il rapporto di differenza magari da squadre che scendono da una categoria superiore. Quello che mi aspettavo di diverso magari poteva essere un po' di più concretezza a livello offensivo da parte del CUS, ma a livello di grinta quella non manca mai da parte dei ragazzi. Sono sempre pronti, si è visto nei rimbalzi tanto a lottare su ogni pallone, però c'è stata una superiorità tecnica da parte del Padova. Basta pensare a Chinellato che ha fatto 3 triple da più di 9 metri, quindi un giocatore così non lo puoi contrastare con tanta facilità come un giocatore come Andreaus, che ha un fisico molto imponente. Per il resto c'è una grande differenza di punteggio, però non si possono dare troppe colpe ai ragazzi di Trieste, secondo me.